Ciao, benvenuto bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi comincio questo nuovo vlog in un posto diverso dal solito, nella mia camera, perché ci è appena venuta a me ed Andrea, a Fuse, un'idea, vabbè, delle nostre, non sapete che ma capo per spartere il orecchio, come si suol dire a Napoli, cioè la testa per dividere solo le orecchie, purist sa dai tanta cosa. Bella ragazzi, ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile perché oggi ragazzi, ebbene sì, passeremo un'altra giornata fantastica insieme a Giuseppina, anzi non solo con Giuseppina ma anche con un'altra persona più importante. Gilbert. Ma che Gilbert? Scherzando. Quindi? È la persona per me più importante di te, che ha più valenza di te, più intelligente di te, che ha più iscritti di te su YouTube. Fido, ma non è Mirko. Mirko neanche. Antonio? No. Super È Alla! proprio mami che è più intelligente di me. Vogliamo far incontrare per la prima volta le nostre fidanzate, Giuseppina e Roberta, che ormai conoscete, non le avete mai viste insieme per un semplice motivo: non si sopportano tanto. Quindi viene giù, Allora questo sarà un momento buono per capire se Giovanni sa cucinare. Vabbè, faremo dei video, che facciamo? Che ci fa? No, questo è un video per Fuse giocatore. E mo ci mettiamo qualcosa, viene lui e... boh. E facciamo qualcosa? Sì. Va bene. Ok. Magari non qualcosa a tre. Per chi mi segue su Instagram, se non lo fai ancora, seguimi Super Allan 5. Io ho lasciato diverse storie in diversi momenti riguardo questa situazione. E quindi niente, voglio l'idea che ci è venuta a me e ad Andrea oggi è un'idea folle. In pratica ho detto a Roberta di andare a casa di Andrea insieme, lei per la prima volta con me là, per registrare dei contenuti, dei video. Quindi fin qui tutto a posto. Il problema è che Andrea ha fatto la stessa identica cosa con Giuseppina. Cioè ha detto a Giuseppina che io oggi andrò lì da Andrea, dove ci sarà anche lei, ma da solo. Cioè Roberta non sa che stiamo andando da Andrea e c'è Giuseppina. Giuseppina sta già da Andrea, ma non so che insieme a me verrà pure Roberta. Mo pariamo. Mi sto un po' preoccupando perché non so se non faccia strana. No, che faccio strano? Mo viene Giovanni. Normale. Mo bussa e viene. Ok. Ciao. Non vedo l'ora. Ciao. E you? Ciao. Ciao. Mo vado a prendere a Roberta e nulla. Se volete altri scherzetti del genere, mo che succede? Adesso pure a sto video non team proprio. Se volete altre cose del genere, lasciate almeno 6.000 mi piace e scrivetemi qui sotto nei commenti Free Roberta, non si può mai sapere. Niente, andiamola a prendere. Vedo l'ora. Ciao. Sei pronta? Sono pronta. Questa nuova esperienza? Ma fa cosa? Questa nuova avventura? Ma che devo fare? Come che ma fa? Andiamo a casa di Fuse, quindi scoprire la Fuse Gamer House. Che cos'è la Fuse Gamer House? A casa di Fuse di Fuse Gamer, apri che fa caldo! A few moments later. Amo, Super Allan è arrivato. Prepara la banana e mettila al culo. Guarda il suo telefono, allora. Ah, ma che siamo mio? È che la cosa è rotto. Però l'avevo regalato a mamma. Ma funziona ora? Non so perché lo lascio. Sentito l'ascensore. Oggi siamo appena arrivati. Sto per scoprire Che mi chiama Packer? la casa. Come si dice? Come ho detto prima? La casa di Fuse Gamer. Dillo in inglese. Fuse Gamers Home. Un genitivo sassana usato. Sei inguaiato. La Fuse Gamer House. Vabbè, Fuse Gamers Home. Ha detto la stessa cosa per noi. Scendere coppe quartiere, soda. Ah, mi sta scendendo coppe e quartiere, sta ascensore. No, sta scendendo un quinto piano. Mi fate viermi. Buonasera. Ah, mi metti. E capito come batte? Ah, mi sembra da corrente. È emozionata che viene Super Allan. I'm so emotionated. Non ti preoccupare, è una persona come le Ho sentito altre. l'ascensore. Più simpatica di me. Secondo me Giovanni non sa chiudere l'ascensore. Ma sta giù. Ah, sta salendo. Sento. Come un déjà vu tra le luci flash di rendezvous, ma non sei te. No, si muove l'ascensore, senti. Esci di mano dal piano terra. E la PH? Eccolo, lo sento. Che sta facendo? Vai, bussa per la prima volta alla Fuse Gamer House. Qui? Ah, Rucca, agito qua. Eccolo. Eccoti, Zua. Che? Ma che c'è una sorpresa per Giuseppe. Ma io già sento una voce. No, amo, andiamocene. Ma come sta pure lei? Che fai? Che la volta non faccio? Non me l'avevo detto. No, ma perché hai portato a questa? Come questo?
ma andiamo. Te l'avevo Già, detto. ma scusa, tu Cioè- lo sapevi? No. Cioè ci hanno fatto l'imboscata? Ah, sta pure Roberta. Eh no, Ma la io- devo pure salutare. Io me ne voglio andare. Appena vero che hai trovato posto, mezz'ora per trovare scappare. Ma scusami, tu non me l'avevi detto. È normale. Lo sai. Normale. Benvenuti su Scherzi a parte. Vabbè, vuoi un caffè? Ci metto un po' di sale dentro. Andiamo, dobbiamo entrare? No, ma scimmia da voi, ci andiamo. Ah, già. Vabbè, entrate. Vuoi entrare, amore? Che devo fare? Ma siamo qua, siamo abituati preposti. E tu, cioè, vabbè, vieni, entra. Il motivo di tale astio qual è? Lo Non sappiamo diciamo. noi. Cioè, lei si è comportata malissimo. No, tu sei comportata tu hai fatto la malissimo. pettegola, hai messo zizzania, non esiste proprio. Ah, ci posso ce l'avo prima che andava avanti. Ci ho visto qua, ci stava una roba. Tu non fa figura in me. Allora? Niente, cioè fate schifo tutti e due. Poi sapete della nostra situazione, che è abbastanza grave. Non ci Ci dice fate niente. Sì, ma possiamo sapere che è successo? Cioè, non Voi lo sapete sappiamo- meglio di noi che è successo, perché è Che tutta la colpa colpa è vostra. La colpa è sua, non c'è pizzo niente. Mi chiama la casa, chiura e ci andiamo proprio a Cadinde. Ce la pagherete questa cosa. Vabbè, Roberta, dobbiamo fare. Vuoi un caffè? Caffè un Vuoi una po'. banana? Cioè, non me lo consiglio. Adesso subentra un altro problema. Il caffè è pieno di germi. No, io dico una cosa, per il bene dei nostri ragazzi, non mi guardare così male, per favore. Però Lo so che... No, non lo sì, devi per fare favore. neanche manco tu. Amore, cioè tu stavi tu. Mettiti un po' in mezzo, per favore. No, lo sai, comunque i pettegolezzi, le cose che ha fatto pure con Giovanni, non si è comportata benissimo. Amo, pure tu. Lo sai lei come si è comportata? Ah, mi sa pure io, mi sa come era comportato pure. Immagina. No, lei come si è comportata non si Ah, mi è piaciuto questo scherzetto di oggi? Dovevi venire solo tu, a casa di Andrea. Diciamo, c'è anche una pannocchia. Come? Sta capocchia. Vabbè. Vabbè, ma vediamo. No, comunque. Oh! È un bacettino, una bacettino. Oh! Non ci credo. No, vabbè, lo facciamo davanti Sì, a sì. tutti, facciamo... Basta. Pace. Ci siamo stacca a mettere le camere in H-Pill, Andrea. Ci conviene registrare H24 qua. Ma una cosa ti devo dire, cioè ti è piaciuto il video che ho fatto per Giovanni, che io ho insegnato a cucinare nel caso in cui vi sposate? Cioè ho No, pensato l'ha anche a fatto te, bene, hai no. visto? Su questo Pensavo che fosse... Su questo hai fatto Non se ne troppo assai Giuseppino, sono io non ho pensato proprio a niente. Ah, boh, Laccianoso, vi lascio un attimo da solo e ne andiamo un attimo di là, ok? Fate il falò di confronto. Vai. Vabbè. E quindi Andrea. Vabbè, quindi ripensiamo alle nostre cose. Quindi, video porno. Eh? Vabbè, vediamo un po' di calcio, magari ci preparano un panino. Ho un po' di caffè. Ragazzi, dopo che avete litigato ci preparate un bel panino ad entrambi? Andrea, quando è che tieni i panini pure a casa? Grazie, è vero. Sono preparate. Sta pannocchia! Però Roberta, pensandoci, non è mai venuto qua, c'è un naso in sta stanza, quindi Vabbè, secondo fate me... un attimo confrontare. Vuoi il caffè? Fammi il caffè, però non mi avvelenare. Proprio così non andare il rossetto, Cioè, ancora quella che prendessi? No, veramente, questo me lo sono dovuto ricomprare perché tu te lo sei rubato da me, ti ricordi nel bagno là, quindi tu... Vabbè. Ah, vuoi, Volete il caffè? Pure un panino! Se non lo voglio, non te lo faccio. E nulla! Volete il caffè? Sì, lo voglio, grazie. No, io no, così non mi ha avvelenato. Però non mi guardare i piedi, sì, sto in ciabatte, ma non è che... Cioè, non lo so, lo mettere anche tu in ciabatte? Non lo sai che qui dentro non si entra con le scarpe, che sai, non te l'ha mai detto il tuo fidanzato? No, questa cosa non la sapevo. Cioè è stata una cavolata, Sì. perché non abbiamo litigato. Vabbè. E poi... E poi? E poi Luci, Andrea, siamo vieni. simpatici. Sì, sì, Venite un attimo, ragazzi. Facendo il caffè. Un attimo, vieni. Aspetta, fammela accendere. Vai. Robbe, vieni intanto. Tutto sulla fa bronchite, rimbambino in culo per suo senatore. Allora, per la prima volta, Roberta, noi di GTA 6 entra nella Fuse Gamer House. Ma Prego. quando mai è già entrata? No, non si Ti vede. ricordi quando si è rubato il rossetto qua? Ah, ecco. Bellissima. Ti piace? C'è qualche cosa fuori posto. Vabbè, qualcosa fuori posto. Ma È basta. normale, dai. Allora, chiudiamo questo video. Veniamo. No, basta lasciarla che non mi vedi. Non mi viene o duri, se mi avi duri. Onestamente. Vabbè, però comunque no. Vabbè, dai. Allora, vediamo questo video nel migliore dei modi. Allora, recitazione, sanguinare.
Allora, perché voglio dire una cosa, a parte che è stata tutta una messa in scena mia sui social che non è proprio, cioè non esiste perché non vi siete mai viste. Io non ho neanche conosciuto, cioè quando loro non poi si lasciamo. sono allontanati, cioè io l'ho tirata in cucina e ho detto comunque piacere. Cioè, Ah, l'hai detto, raga? certo, perché poi mi sembrava pure Ma a parte dici se brutto. siete simpatici oppure vi odiate comunque? E non siamo conosciuti. Maro? Cioè abbiamo iniziato che io ho sbagliato. Col piede sbagliato, effettivamente. Cioè c'è arrivata sta richiesta cioè sta storia su Instagram, hanno litigato. Come Contatto che si dice, ma perché? Che hai fatto? Ti cazzi tu. Comunque- Adesso cazzo pure tu. Facciamo una cosa, 10.000 mi piace e portiamo il primo video serio di coppie sul canale di entrambi. Comunque, chiudiamo il video. E you? Ciao! Eh? Cioè io ho chiuso la porta in faccia, ma che mi devo spezzare il cuore. Oh, mi ha spezzato il cuore. Ok. So pure. Beh, riprendo la vera scena d'amicizia, dai.